portiamo a casa il risultato, nel senso che ovviamente non è finito niente, è un primo risultato, è una prima piccola vittoria che ci portiamo a casa. La mobilitazione degli studenti universitari di Ca' Foscari, promossa dal collettivo LISC Liberi Saperi Critici, culminata con un presidio nella corte interna dell'Ateneo, ha raggiunto lo scopo che si era prefissata: portare le proprie richieste al Senato accademico nel corso della seduta che si svolgeva proprio sopra a dove erano state piantate le tende nelle quali i ragazzi hanno trascorso la notte. Il percorso comunque è molto lungo, non abbiamo ancora un'aula definitiva per le associazioni studentesche, abbiamo comunque delle richieste da fare in merito appunto a chiarimenti sulla questione degli spazi, degli edifici, del patrimonio immobiliare di Ca' Foscari, per cui un inizio, una prima tappa raggiunta, ma ci aspettano comunque altre occasioni di incontro. La consegna al Senato accademico di un documento alla cui stesura hanno contribuito centinaia di iscritti all'Ateneo rappresenta il risultato per ora più importante raggiunto dalla campagna Facciamoci Spazio, che si concentra su criticità e proposte di soluzioni avanzate dagli universitari sui problemi che riguardano le aule in cui si svolgono le lezioni, mense, biblioteche e alloggi per gli studenti. Un grande documento con delle rivendicazioni molto chiare, con delle analisi e proposte molto puntuali, e abbiamo avuto appunto la possibilità ci siamo conquistate il fatto di salire in Senato e portarlo e chiedere un incontro alla rettrice da svolgersi entro il 9 novembre.